Ma sì, sarà una partita molto importante, con noi con Venezia facciamo sempre delle buone partite perché comunque ci teniamo al di là del risultato, anche quando abbiamo perso di 20 punti qua in casa. L'anno scorso avevamo fatto una grande partita, non per 40 minuti, però siamo stati lì. Questo è sempre stata un po' la nostra idea, la nostra voglia, ci stiamo preparando bene, loro sono una squadra molto profonda, molto fisica, con tantissima qualità, che poi alla fine nella pallacanestro la qualità è la cosa più importante perché ti fa fare quel passaggio giusto, ti fa fare quel canestro giusto, quell'idea giusta, quella difesa giusta, questa è la cosa importante, però siamo qua, daremo battaglia, poi vedremo come andrà. Una domanda per Ana Begic, è arrivata, hai detto te in conferenza stampa, con qualche anno in ritardo, però a essere recuperata al 100% avrà il suo bel da fare con le lunghe veneziane, però mai dire mai. I think I came in a right moment for Anto and for my career and for Sassari, and we are here. What you said, we play against Venice. They have a very good team, very good post players, also very long post players. So it's going to be a great challenge, and it's going to be. But at the end, it's 5 us on the court against 5 them. Everything can happen. It's basketball. We just have to fight. Coach, traducilo. Ma niente, ha detto che è arrivata nel momento giusto della sua carriera, quando giustamente c'era la possibilità, e poi dopo di Venezia ha detto che è una squadra forte, è una squadra comunque lunga, è una squadra dove ha delle lunghe importanti, però si gioca a 5 contro 5, quindi niente si può sapere e daremo sicuramente battaglia. Ultimissima cosa, e questa è proprio la curiosità personale, ci pare di vedere durante tutte le gare, che siano di LBF o di Eurocup, una grande serenità, cioè il piacere di giocare al basket. Anna. Yeah. You have to understand that like last 2 years I struggle with injuries, and every day it was something. Every day it was can I practice 100%? Can I play 100%? Do I take injection? Do I take medicine? So now finally I am without any of that. So of course I'm happy. I'm happy because I'm healthy, and I'm happy that I can play my basketball. So yeah, of course I'm happy. I don't take anything for granted, and I'm very happy. Ma dice, è molto felice, ovviamente ha passato degli anni dove ha avuto degli infortuni, non giocava in modo continuo, però adesso può fare tutti gli allenamenti, può rendersi utile in partita e tutto, può giocare, quindi ovviamente è molto felice e si vede, è molto contento.